girando un po' qua e di là e prendo sempre appunto periodi invernali. Sono stato per esempio quest'anno sono stato in Kenya e lungo la costa per esempio. E nella savana faceva ancora più freddo. È ghiacciato e quindi insomma ormai ho esaurito le mete più calde per il mese di agosto, quindi mi aspettano solo zone fredde. Va buono Sergio, ancora a te Eleusa. Rosario, ho capito tutto. Sì, io capisco, no? Sì, agosto è il mese. Deixa eu puxar aqui no log aqui que eu já fui lá no Zelo. Rosario. Sì, un posto che tu puoi conoscere, che si può venire qui a agosto, sono le cascate di Iguazú. Le cascate di Iguazú, tu sai che anche è un posto bellissimo, si trova al nord del nostro paese. No, tropicale. Grande, ok? Però qui in Patagonia è un po' difficile, no? È un po' difficile, molto freddo, fa molto freddo, ma si può venire perché tu puoi prendere l'aereo, puoi andare a conoscere la città più australe del mondo che è Ushuaia, e Ushuaia può prendere altro aereo per conoscere il glaciar Perito Moreno, no? In Calafate, che è la città più visitata in questo momento dell'Argentina, no? Possiamo dire. Che sì, è il posto più visitato in questo momento, no? Il ghiaccio Perito Moreno, no? Veramente è un posto meraviglioso, senza comparazione, no? È così. Rosario. Sì, anche sono molto contento, un po' sorpreso, no? Per le condizioni qui a 20 metri, no? Veramente mi sono sorpreso, veramente. Perché il tuo segnale, ho visto la tua antenna, no? È un'antenna bellissima, no? 13 elementi ho visto, no? È un'antenna molto molto interessante. Noi abbiamo un'antenna in 7 elementi logaritmica nel Radio Club, e veramente lavora benissimo, no? Vedo la tua antenna e mamma mia, no? Non so se si assomiglia a 3-4 elementi qui sulla banda di 20 metri, no? Ok, Rosario. Benissimo, è un paese per conoscere, no? Veramente, il nostro paese è un paese per conoscere, per godere di tutto lo che abbiamo, anche la gastronomia, la nostra carne, tu sai che possiamo dire che è la migliore del mondo, no? Sì, io penso di sì, perché non è di feedlot, la produzione è una produzione naturale, no? Anche i nostri vini. Ok, Rosario, benissimo. A te ti ascolto altra volta e dopo... Delta Lima 2 Uniform Express, Delta Lima 2 United Express, okay? Roger, thank you very much. Everything like that. Likewise, Tango Yankee 1, Juliet Bravo. Va bene.
giunge, e praticamente dove senti la tua modulazione, tutto qua. Va bene Sergio, a te ancora il microfono. Un attimo solo che devo staccare questo qua, eccolo qui. Elio 7 Yankee Sierra IZ8 Golf Delta Mike. Sì, benissimo, il 78 Golf Delta Mike. Sono connesso in questo momento sul live stream. Ah, mamma mia, mi ascolto molto bene. Il delay non so di quanto. Però no, mi sto ascoltando, però penso che il delay è di 4, 5, 6, 7 secondi. Benissimo Rosario, ti ringrazio, il QSO, sono molto contento per ascoltarmi così, Benissimo, ti ringrazio Rosario, ti invio un caro saluto dall'Argentina, ti invito a vedere il video, ricorda il video su YouTube. Tu sai che ti aspettiamo qui da noi, anche nella zona di Alfredo si può girando un po' qua e di là e prendo sempre